punto, bentornati con il nostro Focus TG. Un buongiorno da Sharon Di Carlo e Alex Giuliano. Buongiorno a tutti voi. Come sempre Alex, il nostro sarà un viaggio tra le news del territorio. Rimarremo qui a Bassano con tante nuove notizie, ma ci sposteremo anche a Vicenza, Padova, Treviso. Però Alex, oggi apriamo con la cronaca nera perché è stato un weekend nero per gli incidenti stradali. È stato davvero un weekend drammatico per le nostre strade, per il Veneto. Una scia di sangue sulle nostre strade. Noi fra poco saremo in grado di collegarci in diretta con alcune delle zone che sono state funestate da questi tragici eventi. Però Sharon, in apertura diamo una notizia sempre di cronaca, riguarda però un incendio, ancora una volta un incendio, questa volta bruciano i boschi dell'altopiano, tornano a bruciare i boschi dell'altopiano. I vigili del fuoco dalle 10 di questa mattina sono impegnati con più squadre a Foggia, in contrada Tommasini, per un incendio boschivo sul quale grava ancora una volta l'ombra del dolo. Le fiamme hanno percorso una vasta superficie ancora da quantificare. Le squadre dei pompieri e dei volontari della Protezione Civile hanno iniziato le operazioni di spegnimento e noi saremo fra poco lì sul posto. Però intanto vedo collegata Sharon, la nostra collega. Bertini. Eccoci. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi. Sono a Barbarano Vicentino, dove la comunità è assolutamente incredula e in lutto per quanto è successo ieri, perché in realtà ci sono più comunità spezzate dal dolore che si uniscono alle famiglie distrutte per l'incidente che c'è stato ieri ad Agugliaro in via Ponticelli, che è costato la vita a Filippo Bracesco, un centauro 25enne, originario di Orgiano ma residente a Noventa, e a Linda Pironato di 39 anni e la sua figlia minore di 7 che insomma frequentavano la comunità di Barbarano, pur essendo residenti a Nanto. Erano in auto e durante la collisione sono rimasti in vita il marito Francesco Dalmaso e il figlio più piccolo di 4 anni, mentre non c'è stato da fare appunto per la moglie e per la bimba. Nel ricostruire questa tragedia, ieri si stavano recando ad una festa, quindi quello che doveva essere un momento conviviale, tra l'altro di riunione con i compagni di classe dei bimbi, si è trasformato in una tragedia. E qua più comuni piangono le loro morti, proprio perché da sempre la famiglia Dalmaso era divisa tra comuni limitrofi di Villaga e Barbarano, dove tra l'altro gestiscono i due fratelli Dalmaso un'attività avicola. Quindi è qui a Barbarano che conducevano la loro vita comunitaria, anche recandosi in chiesa nella comunità appunto di Barbarano Mossano. Siamo stati appena adesso dal sindaco del comune, che ovviamente esprime tutta la vicinanza e il dolore della comunità alla famiglia, e adesso abbiamo appena sentito anche la preside della scuola frequentata dalla bimba di 7 anni deceduta appunto ieri nell'incidente, che ci ha lasciato con parole molto toccanti, perché ha detto il suo banco ovviamente non ce l'ha fatto riprendere, però ha detto il suo banco resterà vuoto fino alla fine dell'anno, perché questo sarà proprio un vuoto incolmabile. Quindi diciamo le voci di cordoglio e di sconcerto si moltiplicano qui nella comunità. Poi andremo ovviamente anche a Noventa Vicentina a seguire quello che succede lì, le reazioni appunto per la morte del centauro Filippo Bracesco. Assolutamente, noi ringraziamo la nostra collega Luisa Bertini per il suo collegamento, per l'aggiornamento su un fatto di cronaca così drammatico. Lo dicevamo prima, è stato, Sharon, un weekend davvero disastroso per quello che riguarda appunto la cronaca nera, con le strade del Veneto che sono state teatro di tragici eventi. Io andrei a ripercorrere anche quello che è successo a Lunga di Schiavone. Sì, ieri Alex, ieri dopo le 5:30 un'auto si è rovesciata e si è spezzata in due dopo essere finita contro un ostacolo fisso, gravemente ferito un 23enne. Vediamo.
Paura e danni all'alba di domenica a Longa di Schiavon, dove si è verificato un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 6 nel tratto della provinciale 248 denominato Via Chiesa, dove un'auto si è rovesciata dopo aver impattato contro un ostacolo. Il veicolo si è disintegrato nell'urto e il 23enne che era alla guida è rimasto ferito in modo grave. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano, che hanno messo in sicurezza l'area e rimosso i resti della vettura sparsi su tutta la carreggiata. Il ferito è stato preso in carico dai sanitari del SUEM e portato in codice rosso all'ospedale. I carabinieri hanno effettuato le verifiche di rito per determinare la dinamica del sinistro, che ha letteralmente buttato giù dal letto molti residenti della frazione. Alex, Sharon, io vedo collegata la nostra collega Erinda da Foggia. Come promesso ci spostiamo a Foggia per l'incendio che è scoppiato questa mattina alle ore 10. Abbiamo detto un incendio che torna a far parlare in maniera drammatica di emergenza, siccità, emergenza incendi, di pericolo dolo l'altopiano. Siamo collegati con la nostra collega Erinda Chitezza e Andrea Benetti. A te la linea, Erinda. Sì, buongiorno Alex e buongiorno Sharon, hai detto bene, sono a Foggia perché questa mattina intorno alle 9:40 è scoppiato un incendio esattamente in località Costalta e il centro di Foggia, e sono qui in presenza di uno dei funzionari dei Vigili del Fuoco di Vicenza e lui ci spiegherà un po' nel dettaglio di che cosa si è trattato. Esattamente che cosa è successo questa mattina? Questa mattina alle 9:48 c'è stata una chiamata alla sala operativa di Vicenza, ai Vigili del Fuoco, che praticamente c'era un incendio nella zona qui che è Costalta in comune di Foggia. Subito sono state allertate le squadre di Asiago e i volontari Vigili del Fuoco di Thiene e la Regione Veneto, che è la preposta per gli incendi boschivi in Veneto. E adesso attualmente è bruciato un terreno già di una ventina di ettari, fatto di abeti e larici, e stiamo aspettando l'arrivo del Canadair perché non si può operare da terra perché il terreno è troppo scosceso e da sopra non ci sono strade che arrivano. E gli elicotteri della regione sono impegnati nell'incendio di Longarone e niente, ci stanno dirottando un Canadair e speriamo arrivi presto, faccia qualche lancio almeno nella parte alta, altrimenti il fuoco si espande fino alla cima del monte. Esatto, quindi lei le cause stava dicendo prima che non sono cause naturali, ma si pensa sia stato un piromane. Sì, adesso le cause sono in corso di accertamento con i carabinieri forestali, si presume di origine dolosa. Un incendiario no, perché non hanno interesse ad accendere boschi e depauperare il territorio in questo posto perché non c'è niente da fare. Può essere più un piromane che per problemi suoi si diverte a dar fuoco al bosco e sta depauperando un patrimonio ambientale immenso. Il fatto anche che ci sia questo clima e che non piova da mesi, questo ovviamente incentiva i fuochi. Sì, più che incentiva facilita l'accensione, perché il fuoco abbiamo visto che nel 99% dei casi, anche più, non prende da solo, ci sono poche cause naturali, i fulmini per esempio, e ci sono più di 100 giorni che non piove e le condizioni perché si propaghi un incendio sono quelle ideali. Ecco Alex, questo è un po' un riassunto di quello che sta succedendo al momento, ovviamente. Sì. Ti chiedo di interagire ancora un attimo con il tuo ospite, diamo anche qualche notizia. Intanto le fiamme, c'è pericolo per i centri abitati nelle vicinanze, si rischia l'evacuazione piuttosto che qualche problematica per chi abita in quei posti, e poi si diceva che se non dovesse arrivare in tempo il Canadair sarebbero grossi problemi, perché le fiamme potrebbero arrivare addirittura fino alla cima del monte. Quindi come si sta cercando di contenere, di limitare i danni?
Ecco, esatto, io ripeto la domanda perché purtroppo il funzionario non ci può sentire, ma mi chiedevano dallo studio, c'è pericolosità che l'incendio si possa propagare maggiormente visto che il Canadair sta ritardando ad arrivare? Sì, l'incendio continua ad andare avanti e sale verso il monte Belette di Foggia e si sta attualmente molto vigoroso. Sta bruciando, quando brucia le piante resinose è molto veloce anche il bruciare, perché la resina brucia come una fiamma, non è lento, e quindi sta interessando il bosco e si sta propagando sempre di più. Ma c'è anche la possibilità di dover evacuare le persone nel caso non arrivi in tempo? Allora, in alto attualmente sono disabitate anche le malghe che ci sono, quindi non c'è questa necessità. Se continua si può espandere tornare giù verso Foggia, e allora si dovrà valutare anche questo. Quindi voi come agirete in merito se arriva in ritardo il Canadair? Noi stiamo a presidiare la strada e le abitazioni del comune di Foggia. Certo. Alex, questo è un po', appunto, ti dicevo un riassunto, sì. Io sono curiosa di sapere, c'è un modo... non si sente molto bene qui. Non ti preoccupare, Rinda, allora se vuoi ci sentiamo più tardi, dai, intanto. Rinda, okay? Tu rimani sul posto, chiaramente, magari insieme ci aggiorniamo più tardi ad Andrea perché, Benetta. Sì. Benetti, richiedici la linea appena possibile. Ecco. Più tardi, a tra poco. Va bene, perfetto, a tra poco, grazie. Come Alex, avete noi visto, ci lasciamo con la pubblicità. Un attimo di pubblicità. Come avete torniamo. visto, noi siamo sempre in diretta, pronti a portarvi le notizie live di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo ovunque. Torneremo fra pochissimo, perché purtroppo sono tante ancora le notizie di cronaca e di cronaca nera nello specifico che stanno funestando queste giornate, queste ore. Poi avremo i nostri ospiti e insomma il nostro dibattito nella seconda parte di Focus TG sul caro bollette, ma anche sugli attacchi hacker, certo. insomma, quindi attacchi informatici. Tutto questo dopo la pubblicità. A tra poco. Bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Alex, continuiamo con la cronaca. Continuiamo con la cronaca perché fra poco vi racconteremo di un altro drammatico incidente avvenuto proprio in queste ore, alle 8:50 di stamattina. I vigili del fuoco sono intervenuti, leggiamo insieme il comunicato, in via Primo Maggio all'altezza dello svincolo di Salboro lungo la tangenziale a Padova, per un incidente tra 2 mezzi pesanti e 2 autovetture. Deceduta una donna e 3 i feriti. Tutto insomma è stato messo immediatamente in sicurezza, è stato estratto il corpo della donna, i feriti sono stati presi in cura dal personale del SUEM. Dicevamo, niente da fare purtroppo per la donna, deceduta sul colpo come accertato dal medico, ma anche in questo caso noi fra poco saremo sul posto e vi racconteremo tutto. Sharon. Sì, andrei avanti allora con un'altra tragica notizia. Alex, mi sposterei appunto tra i confini tra il Trevigiano e il Bellunese, perché c'è stata una tragedia nelle acque del Piave. Vediamo il servizio. Doveva essere una domenica di svago per Franco Andreolle, 51 anni, di Castelcucco, una giornata dedicata alla sua grande passione, la pesca, insieme agli amici. Intorno alle 7 Andreolle raggiunge Quero Vas, nella zona della chiusa del Piave, al confine tra Segusino e Feltre. Mentre è intento a pescare, all'improvviso, da quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo cade in acqua, ma non sa nuotare e non riesce a tornare a riva. Un amico poco distante assiste alla scena e si tuffa subito nel fiume, lo raggiunge riuscendo a recuperarlo. L'uomo chiama i soccorsi e inizia le manovre di rianimazione, ma purtroppo per Andreolle non c'è più nulla da fare. Sul posto arrivano, oltre ai sanitari del SUEM, anche i vigili del fuoco e i militari dell'Arma, ai quali spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica della tragedia. Resta infatti da capire se il 51enne sia scivolato in acqua, magari nel tentativo di recuperare un'esca, o se sia stato colto da malore. Domani all'ospedale di Feltre verrà eseguita un'ispezione cadaverica sul corpo della vittima.
e insomma cerchiamo anche di fare un bilancio, per quanto difficile sia parlare di numeri, parlare di persone, parlare di vittime in questa situazione, però come vi dicevo, come vi dicevamo, insomma, sono stati davvero tanti fatti di cronaca nera che hanno funestato le nostre strade in questo weekend. Un weekend drammatico. Riepiloghiamo un attimo il tutto nel prossimo servizio. Andiamo. Il tragico incidente mortale di lunedì mattina lungo la tangenziale sud di Padova è solo l'ultimo di una serie di gravi incidenti avvenuti nel fine settimana, iniziando dallo scontro tra un motociclista padovano di 32 anni che ha perso un braccio nello scontro con un'ape carra a Fonzaso lungo la statale 50 del Grappa. Un impatto fortissimo, l'uomo è stato trasportato in elicottero a Treviso. La sua moto aveva continuato la corsa per 100 metri dopo lo schianto. Nella notte tra domenica e lunedì a perdere la vita è stato un 24enne residente nel Veronese, a Soave, che a bordo della sua auto si è scontrato con un camion condotto da un autista di Gran Torto, Alta Padovana, a San Bonifacio. L'auto è finita sotto al mezzo pesante. Per estrarre il corpo del 24enne sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con le cesoie. Altro motociclista coinvolto in un incidente in città domenica, un 33enne che si trova ricoverato a Padova in gravi condizioni e che secondo le prime ricostruzioni della polizia locale avrebbe perso aderenza con la sua moto nel quartiere Arcella di Padova e sarebbe caduto colpendo un albero e il marciapiede e riportando gravi ferite. Addirittura 3 invece i morti sulla Riviera Berica, dove un'auto con 4 persone a bordo si è scontrata con una moto. A perdere la vita una mamma con la figlia di 7 anni di Ponte di Barbarano e il motociclista, un 25enne di Orgiano. Gravi gli altri 2 occupanti dell'auto, il padre e il fratello di 4 anni della povera bambina. Infine, anche se la morte non è direttamente collegabile a uno schianto, è deceduto lungo il sentiero dei Ronchi ad Arco a Petrarca un imprenditore 50enne colpito da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta. E così di 6 morti e 2 feriti gravi il bilancio complessivo di questi terribili incidenti nel fine settimana in Veneto. Ieri, Alex, un altro dramma improvviso scosso, in questo caso la Marca, quindi la provincia trevigiana. Infatti il 55enne Claudio Pagotto di San Polo di Piave è deceduto a seguito di un probabile malore che lo ha colpito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta con altri 3 amici. Il fatto è avvenuto appunto a Vazzola e a nulla sono purtroppo valsi i soccorsi. Nell'occasione anche un compagno di gita dell'uomo si è sentito poco bene, forse per lo shock, per la perdita appunto dell'amico, tanto che ha necessitato di alcune cure mediche sul posto. E adesso, Sharon, una piccola notizia andata a lieto fine, una buona notizia, anche perché insomma abbiamo bisogno un attimo di non è certo facile raccontare e testimoniare tutto il dolore e la tragicità di quello che si portano dietro notizie di cronaca nera come quelle che purtroppo abbiamo dato finora. Dicevamo, un piccolo sorriso ce lo strappa la storia andata a lieto fine di una coppia di anziani lombardi in gita a Padova che si sono persi, non riuscivano a trovarsi, ma alla fine sono riusciti a riabbracciarsi. Vediamo. Aveva trascorso la giornata a Padova, dove era arrivata da Rovato nel Bresciano con una gita organizzata. La coppia di anziani protagonista di questa storia è finita con un abbraccio, un bacio sulla guancia e forse un buffetto da brava moglie alla stazione ferroviaria. Alle 19:30 di giovedì nella caserma di via Rismondo dei Carabinieri si presenta lui, 85 anni. Racconta di non avere il cellulare, di avere perso il suo gruppo di amici e soprattutto la moglie. Quasi negli stessi minuti nella stazione di Prato della Valle c'è sua moglie, 79 anni, molto agitata e in ansia, che sta denunciando la scomparsa del marito con l'aiuto dell'accompagnatrice del gruppo. I carabinieri a quel punto si attivano non solo per far riabbracciare la coppia, ma anche per farli tornare a casa. Il pullman infatti nel frattempo è già partito e l'ultimo treno per Brescia avrebbe lasciato Padova dopo soli 15 minuti e così, fatto rombare il motore delle gazzelle, tanti sono bastati ai militari che, fotografato l'abbraccio davanti alla stazione, si sono scambiati con soddisfazione un bel missione compiuta. E allora, Sharon, noi tra poco, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, saremo
a Padova per un altro drammatico incidente avvenuto poco prima delle 9 di questa mattina, e stiamo monitorando con la nostra collega Erinda Chitesa e Andrea Benetti tutto quello che sta succedendo a Foggia per, lo ricordiamo, un incendio che al momento non è possibile domare ma solo contenere, visto che insomma mancano gli elicotteri della regione e siamo in attesa del Ricordiamo un incendio probabilmente doloso anche questo, quindi questo è un dato su cui poi vorrei anche approfondire nelle prossime assolutamente è una cosa che necessita un approfondimento. Oltretutto l'altopiano era stato sconvolto proprio pochi giorni fa da un altro incendio a Stoccareddo vicino Gallio. Anche lì eravamo in diretta con assolutamente, ma adesso direi di fermarci un attimo con la cronaca per parlare di Covid. Sì, parliamo di Covid perché appunto il coronavirus non si ferma, l'abbiamo visto dagli ultimi dati di questo periodo. In Veneto i nuovi contagiati sfiorano quota 7.200. 1237 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Anche a Vicenza il virus non molla. Sono ancora in crescita i casi per la seconda settimana consecutiva. Sì, diciamo che in realtà ci eravamo un po' abituati ai numeri che diminuivano, ma chiaramente quando si allentano un po' le attenzioni rispetto ad un virus, il virus è sempre pronto ad entrare nuovamente in circolazione ed è quello che stiamo vedendo. Fortunatamente diciamo la variante che ogni volta sostituisce la precedente, la sostituisce in maniera completa e ha degli effetti clinici leggermente più semplici da gestire, e questo ci aiuta e lo vediamo anche nei numeri. Siamo stabili dal punto di vista della dimensione ospedaliera, sia per la parte diciamo critica che quella non critica, ma bisogna fare attenzione, bisogna scegliere ogni volta il contesto nel quale ci muoviamo e adottare le misure cautelative più corrette. I ricoverati in area medica negli ospedali sono 51, 3 in meno rispetto a ieri, un solo paziente in terapia intensiva. L'Usberica precisa che la situazione resta ampiamente sotto controllo. È sotto controllo e anche sotto controllo la dimensione territoriale, perché dobbiamo ricordarci che c'è tutto il mondo anche dei centri di servizi per anziani che ogni tanto insomma possono avere qualche piccolo cluster. Ma ormai l'organizzazione tra azienda e territorio ha raggiunto degli ottimi livelli e quindi anche in questo caso sono ben gestiti. Statisticamente, come qualsiasi altro virus, come l'influenza stagionale, nel periodo di Pasqua si assiste ad una recrudescenza dei casi. Stiamo vedendo che più o meno anche il Covid sta seguendo questa linea. Quello di cui siamo particolarmente soddisfatti, nonostante le positività siano incrementate nel corso dell'ultima settimana, stiamo notando che la campagna vaccinale sta avendo i suoi effetti, perché i soggetti positivi non accedono agli ospedali, quindi al ricovero. Ci auguriamo, adesso stiamo tenendo d'occhio queste prossime 2 settimane, ci auguriamo che questo continui. Una particolarità: con l'introduzione del Novavax, Vicenza non ha registrato l'impennata di somministrazione della fascia di popolazione che fino ad ora non si era vaccinata. Praticamente un flop. Non lo so, io so che l'ULSS 8 ha vaccinato 147 soggetti dal giorno in cui il Novavax è stato immesso in commercio. Quindi l'ondata che si aspettava non è stata? No. Alex, io tornerei a Foggia perché vedo delle immagini in diretta. Che dici? Sì, colleghiamoci di nuovo con la nostra collega Erinda Chitesa da Foggia per l'incendio che stamattina ha scioccato tutti i residenti e insomma l'opinione pubblica e quant'altro in altopiano, perché non ci si aspettava di rivedere così a breve distanza, dopo l'incendio di Stoccareddo, anche immagini come quella che vediamo alle tue spalle, Erinda, una colonna di fumo impressionante. Esatto, hai detto bene, infatti io adesso ci siamo spostati, ci troviamo su una parte più alta del centro di Foggia, così potete vedere dalle mie spalle come si sta propagando facilmente e velocemente il fumo. Io ho avuto modo anche di intervistare il vice sindaco di Foggia, che è arrivata sul luogo intorno alle 11, la quale però ovviamente ha detto che si stanno diffondendo sempre di più questi incendi, ma questa volta appunto si tratta di sempre
sembrerebbe che si tratti di un incendio doloso, in quanto al momento stanno indagando i carabinieri forestali insieme ai vigili del fuoco per capire le cause che hanno scatenato, che hanno fatto divampare l'incendio. Come diceva anche prima il funzionario dei vigili del fuoco, interverrà il Canadair, che però è stato chiamato ad intervenire dalla zona di Belluno proprio perché non ce ne sono molti altri, e quindi si dovrà rifornire poi nei bacini della zona del Bellunese. Al momento il bosco che vedete alle mie spalle, che sta prendendo fuoco, dove c'è il fumo, è di proprietà privata, quindi non è suolo pubblico. Queste sono un po' le notizie che ci sono al momento, che ovviamente noi vi terremo e vi continueremo a tenere aggiornati anche durante i nostri notiziari serali. Non so se avete delle domande. Grazie Rinda, chiedo alla regia di restare un attimo con queste immagini, giusto per ricapitolare che come ci hanno confermato anche le notizie che ci arrivano e la tua testimonianza di poco fa, al momento non ci sarebbero pericoli, problemi per i residenti, anche perché le malghe lì in zona, quelle diciamo nelle vicinanze del luogo dove è stato appiccato questo incendio, sarebbero malghe disabitate, però resta chiaramente l'emergenza per fiamme che senza un intervento dall'alto, e ci riferiamo chiaramente al Canadair, difficilmente potranno essere contenute. Erinda, ti chiediamo di rimanere assolutamente in contatto con noi più avanti qualora ci fossero altri aggiornamenti. Ringraziamo te e Andrea Benetti per le immagini che ci arrivano direttamente da Foggia. Noi adesso rientriamo in studio e rientriamo per dare la pubblicità. Lanciamo 2 minuti di break, Sharon, e poi ci vediamo con nuovi ospiti e tante altre notizie. A tra poco. rientriamo dalla pubblicità, sono le 12:32. Che preciso! Precisissimo. Che preciso. Siamo in diretta. Il primo blocco del nostro Focus TG di oggi è stato denso di notizie, purtroppo notizie che non avremmo mai voluto dare, Sharon, perché abbiamo parlato di incidenti, di morti e di un incendio divampato proprio in queste ore a Foggia sull'altopiano, ma noi siamo collegati, quindi eventualmente ci fossero aggiornamenti o sviluppi siamo pronti a tornare sul posto. Adesso però ci ha raggiunto in studio un ospite. Di chi si tratta, Sharon? Siamo con Pierpaolo Longo, gestore impianti sportivi qui a Bassano. Buongiorno Pierpaolo. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Buongiorno Pierpaolo Longo. Sappiamo che è fresco di coordinamento nazionale, quindi questa è la prima domanda. Che cosa vi siete detti? Dopo una breve analisi, come potete immaginare, sulla situazione generale degli impianti sportivi natatori, che è particolarmente drammatica per tutte le concause che si stanno un po' unendo in una sorta di tempesta perfetta. Il cambio poi dei dispositivi che, ahimè, per quanto riguarda le piscine al chiuso si prorogano per un altro mese, in quanto fino al prossimo 1° maggio comunque la situazione per le nostre strutture non cambia. Questo comporta che cosa? Comunque un calo contingentato dei posti e dei flussi all'interno delle strutture, un aumento, come ben state dicendo, dei costi quasi imprevedibile, perché noi tutti eravamo pronti a un raddoppio, un triplicarsi dei prezzi, e ora stiamo andando oltre al quintuplicarsi. La situazione è difficile al punto tale che proprio questa mattina abbiamo coinvolto il sottosegretario al Ministero della Salute, il dottor Costa, per comprendere come evolvere nei prossimi mesi e in vista dell'estate, a cui, anticipo, si sta aggiungendo un'ulteriore causa negativa, che è quella della siccità. Molti dei nostri impianti prelevano direttamente da falda e, come ben sapete o è noto, le falde ormai sono secche se qualcosa non cambia anche sotto questo aspetto. Insomma, come si suol dire, effettivamente piove sul bagnato, anche se la pioggia in questo caso sarebbe ben accetta, perché i gestori hanno degli impianti sportivi, oltretutto quelli natatori in particolar modo,
vengono da 2 anni e mezzo critici, davvero drammatici dal punto di vista sia gestionale, sia appunto dei costi, sia delle limitazioni. Per Paolo Longo, adesso alla luce anche della fine dello stato d'emergenza decretato per il 31 di marzo, con diciamo la riapertura di qualche concessione, di qualche libertà in più, come viene vissuto questo momento, questa piccola goccia in un mare di difficoltà, peggiorato chiaramente anche dal conflitto russo-ucraino, quindi lo stato d'animo delle persone sicuramente non è dei migliori, ma anche alla luce insomma dei rincari che potrebbero causare rincari poi agli abbonamenti e ai servizi. Sì, esattamente. La situazione è difficile, ma per fortuna l'uscire dallo stato di emergenza genera un cambio nel clima e nell'atteggiamento delle persone, che comunque stanno tornando nei nostri impianti, e questo è fondamentale, perché come appunto si diceva poc'anzi, soffrendo di una pochezza di sensibilità dal punto di vista economico da parte delle istituzioni per quanto riguarda i ristori e quant'altro, molto ne abbiamo già parlato. Effettivamente la nostra ancora di salvezza sono il continuare a rimanere aperti e a gestire flussi di utenze e frequentatori sempre più alti. A questo ovviamente si aggiunge la prospettiva verso una stagione estiva che ci auguriamo sia comunque produttiva. Insomma, vediamo che anche i nostri ragazzi non vedono l'ora di ricominciare, per chi in realtà ha già cominciato a frequentare le piscine e lo sport tutto in generale, perché è vero che siamo erogatori di servizio pubblico, ma è ancora più vero che siamo delle vere e proprie piazze sociali, dove finalmente i ragazzi, ma anche gli adulti stessi, sono tornati a confrontarsi e non più vivere il monitor o lo schermo come sono stati abituati in questi drammatici 2 anni e mezzo di crisi. Certo. E a proposito di costi, di prezzi, rimaniamo qua, poi lo commentiamo insieme, farei vedere un servizio, perché abbiamo chiesto appunto ai trevigiani dove hanno riscontrato gli aumenti maggiori. Vediamo. A noi ci è aumentata una bolletta di 1.500 euro. Di che bolletta era? Della corrente. Corrente? Sì. Quindi lei ha dovuto pagare 1.500 euro nell'ultima fattura? Sinceramente ancora non le posso pagare perché è troppo il prezzo della corrente. Sto cercando di pagarmele a rate. Certo, ma rispetto all'anno scorso com'era, scusi, l'anno scorso la bolletta? Era l'anno scorso, non era come quest'anno, è tutto aumentato, tutto. No. In questo momento ancora non ho ricevuto la nuova bolletta. Quello che posso dirle è che mi attendo una bolletta salata, ma non so se sono suggestionata dalle notizie. A me sembra che soprattutto nella vita quotidiana il costo sia aumentato, proprio il costo della vita è aumentato, in tutto. Dobbiamo andare a lavorare, quindi dobbiamo necessariamente prendere l'auto, si cerca di limitare le corse quando possiamo in città, ma le cose necessarie vanno fatte. Di quanto è stato l'aumento rispetto all'anno scorso della sua bolletta? Beh, diciamo abbastanza importante, io direi un buon 50%, sì. Questa si parla di elettricità? Più che altro di gas. Io ho notato la differenza sul gas. Sì. Le bollette quelle grosse devono ancora arrivare, per fortuna, però hanno detto che hanno aumentato tantissimo, il 55%. Guardi, io non capisco, proprio la pandemia, la guerra e anche che aumentano in questo modo le pensioni, però non è? La bolletta del gas. Quanto ha dovuto pagare? Quanto le è arrivato? Da 450 a 865. Una bella differenza, questo era rispetto all'anno scorso? Rispetto all'anno scorso, sì. E cosa ne pensa, insomma? Come riesce ad affrontare questo aumento? Per fortuna abbiamo 2 stipendi buoni e quindi riusciamo a permetterci di far fronte alle bollette. Certo. Se no sarebbe stato difficile. Era raddoppiato dall'anno scorso e l'unica cosa è cercare di andare a mettersi via qualcosa per qualsiasi evenienza, e questa ad esempio è un'evenienza dove appunto riesco a far fronte. Luce e gas, soprattutto gas. Quanto le è arrivato da pagare? 3 volte il doppio. Rispetto all'anno scorso? Rispetto all'anno scorso. E come riesce a affrontare questo aumento? Finché ci sono soldi lo faccio, quando non ce ne sono più, viva Gesù, non so cosa fare. Per la benzina un aumento eccezionale, vergognoso.
Abbiamo sentito i numeri dei trevigiani, invece per Paolo Longo ascoltiamo i vostri numeri, analizziamo il cambio di numeri vostri, bollette. Esattamente. Partendo dai metri cubi di gas invariati, anzi devo dirvi che a febbraio siamo riusciti anche a diminuirli a livello di spesa effettiva di gas con ovviamente la contingentazione. Noi attualmente andiamo col 50% delle docce attive proprio per normativa. Le bollette sono quintuplicate, il mese di dicembre siamo passati da 6.000 euro a 25.000 euro, il mese di gennaio siamo passati dai 4.300 euro, adesso vado a memoria, agli attuali 18.000 e rotti euro, e il mese di febbraio siamo andati dai 4.000 e rotti del 2019, quindi vi parlo di un impianto a pieno carico, agli attuali 17.000 euro, per cui la proporzione è molto semplice. Questo per quanto riguarda il gas. Per quanto riguarda l'energia, noi riscontriamo percentuali molto più alte di quelle che diceva giustamente la signora nel servizio che è appena passato. Siamo a livello di 320% dell'aumento del costo materia. Per quanto riguarda l'impianto bassanese, è dotato di fotovoltaico, per cui riusciamo a contenere questa voce, ma a livello veneto e anche nazionale l'energia elettrica è un costo assolutamente impegnativo. Rimane poi il costo dell'acqua, che attualmente riusciamo a gestire, per fortuna ci sono impianti che riescono a conservarla e riutilizzarla, però anche questa è intorno al 20%, se non sbaglio, di aumento sempre relativo al metro cubo. La logica conseguenza è quello che il nostro listino prima o poi, attualmente sono bloccati, però dovrà subire un aumento. La difficoltà dei grandi impianti pubblici come il nostro è che il nostro aumento è sempre condizionato alla delibera consigliare, per cui dobbiamo chiedere alle nostre amministrazioni la facoltà di poter aumentare il nostro listino. Questo giustamente genera dei tempi un pochino più lunghi e la nostra voglia di non aggredire però l'utente finale, che, torno a dire, è la persona che attualmente ci ha dato la fiducia. Se attualmente siamo di nuovo aperti è proprio per chi sta frequentando gli impianti e soprattutto per i ragazzi che non possono vedere penalizzato il loro sport per un ricaro così incontrollato dei costi. E allora noi adesso tratteniamo ancora per un minuto il nostro ospite Pierpaolo Longo, gestore di uno dei più importanti impianti sportivi del Bassanese. Rimaniamo insieme a lui anche subito dopo la pubblicità per un'ultima domanda, quindi adesso pubblicità. Mezzogiorno e 45, bentornati in diretta col nostro Focus TG. Siamo sempre in compagnia del nostro ospite Pierpaolo Longo, gestore di un impianto sportivo qui a Bassano. Pierpaolo Longo, qual è in questa situazione molto delicata, che tipo di aiuti avete avuto, per esempio, dalle istituzioni? Diciamo che gli aiuti hanno terminato la loro vita col 2021 con i famosi ristori e con i crediti d'imposta. Attualmente è stato ribandito un bando a livello nazionale che ci pone un ristoro di circa 25.000 euro, che a luce dei dati che abbiamo dato in precedenza è poco rispetto ai grandi costi che gli impianti supportano solo mensilmente, non parliamo neanche a livello annuale, perché solo in Regione Veneto pensate che per il gas si prevede un aumento di oltre 7 milioni di euro per gli impianti. Siamo 65 società nel Veneto che gestiscono l'acqua pubblica. L'ultimo appello rimane alle nostre amministrazioni, effettivamente quelle territoriali, che hanno la possibilità di toccare con mano la nostra difficoltà. Qualcuna si sta già muovendo sotto questo aspetto, noi ci stiamo già lavorando con la nostra, speriamo che ci sia attenzione a questo aspetto, perché come si diceva nel servizio precedente, finché avremo la capienza economica riusciremo poi a garantire il servizio, dopodiché bisognerà valutare soluzioni alternative. Certo. Assolutamente. Sharon, io libererei il nostro ospite, lo liberiamo dalle nostre domande, non senza una piccola battuta però, perché Pierpaolo Longo, oltre che essere molto presente sui social, essere una persona esperta di comunicazione e un appunto gestore di un impianto sportivo importante, si è dato anche alla radio. Possiamo spiegare brevemente di che progetto si tratta? Perché è una cosa molto simpatica, se vogliamo, è circoscritta all'area del Bassanese, ma non solo, insomma, però è
è un progetto che è appena nato, quindi raccontiamolo brevemente. Beh, grazie Alex per l'assist. Sì, è una radio che nasce proprio qui a Colceresa, è una radio che parlerà di territorio e ovviamente di musica. Si stanno affezionando tantissimi amministrazioni e comuni. Al lancio di lunedì erano presenti circa 18 sindaci, per rendervi l'idea. È fatta da noi, da speaker che sono presenti un po' qua e là nel Bassanese, Marosticense, Castellano, tra cui anche l'amatissimo Sammy Basso, che ha esordito proprio sabato con la prima puntata. Il bello di tutto ciò è che, come state facendo voi che siete abili e di esperienza, l'interazione è costante e continua con il nostro pubblico, dai liceali che stiamo coinvolgendo negli istituti delle superiori, fino a poi al pubblico da casa che interagisce direttamente con WhatsApp. Assolutamente. E allora l'ascolteremo? Ascolteremo nel tragitto in macchina, ci farà compagnia. Si chiama Radio Voice. Noi adesso ringraziamo e salutiamo Pierpaolo Longo, grazie per essere stato in nostra compagnia. Torni presto. Grazie a voi dell'opportunità e buon lavoro. E noi chiudiamo questa parentesi andando a mostrarvi un altro servizio che appunto chiude quanto detto, insomma, sul rincaro dei prezzi e delle bollette. Perché quali sono i sacrifici che i cittadini sono disposti a fare alla luce appunto dei rincari dei prezzi? Vediamo. Lunedì prossimo siamo giù in Romagna perché ci approvvigioniamo lì per quanto riguarda soprattutto le farine. È chiaro che facendo una piadina quello è. Non so assolutamente a che prezzo andrò ad acquistarlo, quindi faccia lei. Bisogna cercare in tutti i modi di ottimizzare comunque sia la produzione che il servizio, in modo da non andare a incidere pesantemente con aumento dei prezzi sulla clientela. Comunque sempre peggio secondo me, perché se non hai il gas è la corrente, se non è la corrente sono tutte le spese, le tasse che abbiamo per tutto, invivibile ormai, una tristezza, una delusione totale. Bisogna ridurre le spese e cercare di scaldarsi di meno, si sta in casa col piumone, così risparmi sul metano. Quindi lei adesso in questo momento sono cambiate un po' le sue abitudini? Il bello che sono andato in pensione e devo tirare la cinghia un po'. Lei è disposto a fare qualche sacrificio? Indubbiamente, per forza, non possiamo fare altro, non abbiamo alternative, fare sacrifici e basta. Non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione, però ci sono, devo affrontare la realtà. Questo è. E bisognerà fare in qualche modo. Molto male. Io devo ancora riceverle. Comunque arriveranno. Lei lo sta affrontando male? Un po' i termoscifoni, questo veramente di sicuro, almeno a casa mia. Quindi si cambiano anche le abitudini? Beh certo, si cambiano le abitudini, sì. Cambiato stile di vita? Momentaneamente no ancora, ma certamente se bisogna farli li facciamo. Risparmiare un po' prendendone un pochino meno e poi non possiamo fare niente. Speriamo in tempi migliori sicuramente. Ma siete disposti quindi a fare dei sacrifici? Per forza, come si fa se no? Per forza. Ad esempio che cosa avete rinunciato? Come è cambiato lo stile di vita vostro? Vabbè, non andiamo più fuori a mangiare al ristorante, anziché comprare 2 cose ne compriamo una e molte cose le facciamo in casa. Magari una bistecca in meno, ma il pane non rinuncio sicuramente. Anche perché il toscano con l'olio, sopra un po' di sale, è uno spettacolo. Quindi. Alex, lo abbiamo anticipato prima, adesso ve lo raccontiamo. C'è stato un incidente questa mattina sulla tangenziale sud di Padova, 5 mezzi coinvolti e ha perso la donna, una vita. Vediamo. Dramma questa mattina lungo la tangenziale di Padova, all'altezza dell'uscita 11, in un grave tamponamento tra 3 mezzi pesanti e 2 auto. Una donna ha perso la vita, altre 4 persone sono ferite in modo grave e sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di Padova. Sul posto, come potete vedere, c'è la polizia locale che ha chiuso momentaneamente il tratto di tangenziale coinvolto dallo schianto, e al lavoro anche i vigili del fuoco per la rimozione delle auto incidentate. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava la donna rimasta vittima si è schiantata brutalmente contro il guardrail. Davanti a lei invece i 3 camion che avrebbero originato il tamponamento. La dinamica però è ancora al vaglio della squadra incidenti della polizia locale di Padova.
E noi ringraziamo la nostra collega Valentina Visentin per essere accorsa immediatamente sul posto. Sharon, prima dell'arrivo del nostro ospite Pierpaolo Longo, con cui abbiamo anche un attimo alleggerito i temi di un Focus TG che purtroppo insomma è ricco drammaticamente di cronaca e di cronaca nera, abbiamo iniziato anche a parlare di sanità, hai fatto il punto sulla situazione Covid a Vicenza. Adesso ne approfittiamo e chiedo alla regia di agevolarci dando una lettura di quello che è il report che Azienda Zero ci ha fornito oggi. Come ben sapete, questa è una fotografia dell'andamento epidemiologico in Veneto nelle ultime 24 ore. Come sempre i dati del lunedì, ed è doveroso fare questa premessa, sono dati da prendere un attimo con le pinze, perché appunto c'è di mezzo il weekend, ma oramai purtroppo sono 2 anni, più di 2 anni che facciamo queste premesse. Oramai avete capito e compreso benissimo la dinamica anche di questi bollettini. Fatto sta che il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore è drasticamente ridotto rispetto ai numeri che abbiamo commentato qualche giorno fa, proprio perché c'è di mezzo il weekend. Poco meno di 2000 i nuovi positivi in Veneto, 1985, che portano il numero dei casi attualmente positivi a oltre 75.421. Quindi ripetiamo, poco meno di 2000 i nuovi positivi, poco più di 75.000 gli attuali positivi in Veneto. Scendiamo, e qui i numeri purtroppo, sebbene provvisori, sono comunque numeri che non ci fanno di certo sorridere, perché crescono i ricoveri in area non critica, 19 per quello che riguarda insomma i numeri in più, i ricoveri in più nelle ultime 24 ore, e cresce anche la terapia intensiva, in questo caso di una unità, quindi un ricovero in più nelle ultime 24 ore per quello che riguarda la terapia intensiva. E l'ultimo dato che diamo, anche in questo caso sempre con grande dispiacere, grande difficoltà, perché sono numeri che non vorremmo più né vedere né commentare, quelli dei decessi, con 7 vittime nelle ultime 24 ore. Ancora tanti, Alex. Purtroppo sono ancora tanti, ma continuerei a parlare di sanità. Sì, perché la situazione dell'UL7 pedemontana finisce sulla scrivania dei sindaci del distretto bassanese. Vediamo. Primari che partecipano ai concorsi di altre ULS, altri che vengono bacchettati per un post su Facebook, cittadini infuriati per le liste di attesa e per i chilometri che devono sciropparsi per fare una visita, tensioni con il personale e, purtroppo, molto altro ancora. La situazione dell'ULS 7 pedemontana, che già è finita in Consiglio Comunale a Bassano grazie a un provvedimento della minoranza, ora finisce pure sulla scrivania dei sindaci. Già, perché nell'imminente riunione dei primi cittadini del distretto 1 dell'azienda sanitaria si parlerà anche di quanto sta accadendo a San Bassiano. Sono molte, infatti, le istanze che gli abitanti dell'area dell'ULS pedemontana stanno portando, ormai da tempo, all'attenzione dei loro rappresentanti istituzionali. Insomma, molte magagne le portiamo a galla noi di Rete Veneta, tante altre giungono ai sindaci, che finalmente avrebbero deciso di prendere in mano le redini della situazione. Il condizionale è d'obbligo, perché pare che all'interno della compagine dei primi cittadini ci siano almeno 3 correnti di pensiero. Da una parte c'è chi è deciso a intervenire quanto prima per chiarire la faccenda con il DG Carlo Bramezza. Dall'altra c'è chi non ne vuol proprio sapere e continua a ribadire che la sanità bassanese è sempre quella d'eccellenza degli anni scorsi. In mezzo ci sono gli indecisi che magari pensano sì che qualcosa non vada, ma si sentono in dovere di non esporsi. Perché, vi chiederete voi? Ce lo siamo chiesto anche noi e lo abbiamo chiesto ad alcuni di loro. Ecco, la faccenda è un tantino delicata, perché a volte parole come politica e partito, territorio e bandiere possono andare talmente a braccetto da essere, per così dire, confuse. Questa è però una buona, anzi un'ottima occasione per dimostrare che invece di confusione non ce n'è su questo tema e che la stella polare di chi governa il territorio è il territorio stesso.
Per i sindaci è quindi arrivato il momento di decidere che la salute dei cittadini è al di sopra di ogni bandiera politica. D'altronde, nei loro programmi elettorali la sanità era al primo posto. Su altri temi, non meno importanti, i sindaci hanno dimostrato di saper vogare tutti nella stessa direzione e di essere capaci di rimanere a galla. Speriamo che non sia la solita tempesta in un bicchiere. I cittadini chiedono il coraggio di cambiare. E adesso parliamo di lavoratori nella sanità, ancora con il contratto scaduto, chiedono il rispetto del patto per l'innovazione siglato dal governo il 10 marzo del 2021. I lavoratori della sanità vogliono vedere riconosciuti i propri accordi relativi agli anni della pandemia. Vediamo. Siamo stati chiamati eroi, hanno fatto delle politiche assunzionali non sufficienti per coprire il fabbisogno che è stato necessario. Abbiamo anche avuto un periodo in cui trovare i professionisti è difficile. Dobbiamo cambiare il nostro prospetto di come assumere le figure professionali d'assistenza, ma anche garantire i servizi ai cittadini tramite i comuni e le IPAB. Il settore dei lavoratori della sanità è in fermento. Il contratto nazionale scaduto nel 2018 non è ancora stato rinnovato, nonostante le rassicurazioni e gli impegni presi dal ministro Brunetta. Se il contratto per gli impiegati nei ministeri è stato siglato a metà dicembre, ai dipendenti pubblici della sanità sarebbe stato detto che non ci sono fondi sufficienti. Una risposta inaccettabile perché si è speso così tanto durante la pandemia. Per questo i sindacati hanno chiesto alla prefettura di farsi interprete delle loro richieste presso il governo. In provincia di Vicenza complessivamente sono circa 15.000 gli operatori interessati, 8.500 quelli in servizio nelle strutture sanitarie, il resto appartengono al mondo degli enti locali. Enti locali che sono anche parte del nostro patrimonio perché riguardano anche la gestione delle case di riposo che hanno questo contratto e che hanno bisogno di sicurezza nei posti di lavoro, hanno bisogno di più organico, abbiamo bisogno di una politica di assunzioni mirate e abbiamo bisogno di avere un contratto che riconosca le difficoltà avute nel periodo di pandemia. Sono gli anni più difficili e abbiamo difficoltà a avere i rinnovi contrattuali. E a proposito di Covid, Alex, problemi organizzativi in vista per i presidi delle scuole che dal 1° aprile saranno alle prese con i docenti Novax riammessi in servizio ma che non potranno insegnare. Dal 1° di aprile ritornano in servizio il personale docente Novax, ma secondo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione non potranno stare in classe a contatto con gli studenti. Questo significa che non potranno insegnare. Per i dirigenti scolastici si tratta di una questione piuttosto difficile da gestire, visto che dovranno trovare un impiego alternativo a questi docenti che saranno nuovamente stipendiati. È un problema che ci stiamo ponendo in tanti, come in qualità di dirigenti scolastici, perché in realtà non è chiesto di non lavorare a questi docenti o personale ATA, ma di essere adibiti in attività a supporto della didattica. Ma a supporto della didattica senza gli alunni significa in attività sostanzialmente di progettazione, programmazione, che a fine anno, insomma, lei si renderà conto, aprile e maggio e di fatto l'anno è finito pochi giorni di giugno e quindi saranno qui molto probabilmente in segreteria. Ci stiamo ponendo il problema che non è di poco conto, perché in ogni caso insomma si tratta di velocissimamente, perché il 1° aprile è alle porte, di trovare una collocazione che non sia, attenzione, un demansionamento, perché questo non è previsto, non è possibile. Si stima che in provincia di Padova siano circa 120 docenti e circa 50 addetti del personale ATA non vaccinati. La dirigente Concetta Ferrara nel suo plesso, per esempio, dovrà ricollocare almeno 8 docenti. Difficile trovare un impiego amministrativo a fine anno per chi non ha mai fatto questo tipo di attività. La decisione del Ministero viene definita da tutti un controsenso e sta suscitando la rabbia di tutti quei docenti che invece hanno rispettato le regole vaccinandosi fin da subito. Ovviamente questo ha creato molto sconcerto e molto malcontento, proprio perché insomma il messaggio che passa non è proprio di quelli là chiarissimi. Insomma, loro hanno fatto 3 dosi, sono stati attenti a tutte le regole,
hanno seguito pedissequamente tutti i protocolli e adesso si vedono in qualche modo scavalcati, ecco, dai colleghi che vengono in segreteria a fare qualcosa. E allora, adesso approfondiremo poi la questione scolastica domani con un ospite importante. Ma sta svelando l'ospite? No. Non svelo nulla, dico solo che adesso c'è un attimo di pubblicità e poi il nostro ultimo blocco di notizie del Focus TG con tanta cronaca, tanta attualità e un altro ospite. A fra poco. Focus TG, rieccoci in diretta, lo saremo per poco meno di mezz'ora ancora perché sono le 13:04. Adesso sei sempre più preciso con l'orario. Sono precisissimo. 13:04. Sono precisissimo. Siamo il vostro orologio praticamente. Assolutamente, insomma, l'ora legale non mi ha scombussolato. Dicevamo, ci spostiamo però adesso, Sharon, in altopiano. Sì, parliamo di turismo. Esatto, per parlare di turismo. Parliamo di turismo, di cronaca. No, basta, cambiamo pagina. Parliamo di turismo e vediamo quanto la guerra in Ucraina abbia impattato il turismo in altopiano. Vediamo. Speriamo che si vada in questa direzione in modo tale da poter lavorare anche noi in serenità, rispettando le regole, senza troppi controllori all'ingresso. Nonostante il numero di casi positivi al coronavirus non accenni a diminuire, il 31 marzo terminerà la fase di emergenza e fino al 30 aprile saranno richieste le mascherine FFP2 per luoghi chiusi. Tirano così un sospiro di sollievo i ristoratori che vedranno dal 1 di maggio sparire anche l'utilizzo del Green Pass rafforzato all'interno dei locali. L'utilizzo del Green Pass è impattato anche perché ci sono tante persone che non sono vaccinate, che quindi non possono mangiare, che tante volte purtroppo provano lo stesso e si arrabbiano quando gli viene chiesto il Green Pass, si arrabbiano anche a malo modo e quindi sicuramente una gran fetta di clientela è stata persa. Tra i settori che hanno subito un impatto drammatico con la pandemia figura certamente il turismo, proprio perché è venuta meno la mobilità delle persone, le quali però hanno prediletto mete locali come l'altopiano e quindi facilmente raggiungibili in macchina. La guerra in Ucraina invece potrebbe presentare forti ripercussioni sull'industria del turismo, avendo un impatto regionale non indifferente. Adesso purtroppo da quando è scoppiata la guerra ne ha risentito molto negativamente rispetto alle altre realtà. Vuoi la paura, vuoi la psicologia, non credo che siano i 5 euro in più di gasolio per fare il viaggio che abbia influito, però da quando è scoppiata la guerra, quindi questi 20-30 giorni ormai Asiago sta lavorando molto poco. E adesso noi continuiamo a parlare di crisi dei costi e delle materie prime, però ci spostiamo in un ambito finora poco battuto, almeno dall'informazione locale, che è quello dell'edilizia, perché nemmeno il super bonus del 110% riesce a risollevare l'edilizia alle prese con la mancanza di materie prime e con dei costi esorbitanti. Vediamo. Noi abbiamo fatto l'1,3% dei fabbricati che sarebbero necessitanti di questa opera e a giugno, se non si è eseguito il 30% delle opere, queste case non avranno più diritto alla defiscalizzazione del 110%. Il dato relativo alla percentuale di abitazioni private finora realizzate in Veneto grazie al 110% spiega senza troppi giri di parole le conseguenze dell'aumento delle materie prime, con una corsa frenetica all'approvvigionamento per rispettare i termini previsti dal decreto. Eppure il 110%, che aveva visto il Veneto tra le regioni più virtuosi in termini di asseverbazioni eseguite, seconda dietro alla sola Lombardia, aveva permesso di registrare un aumento di fatturato del 20%, segnando una ripresa del settore dopo anni molto difficili. A fermare la ripartenza ora il costo delle materie prime. Rame, sempre più difficile da reperire, registra rincari del 43%, costo del latterizio triplicato, gas, energia elettrica alle stelle. A questi va ad aggiungersi il prezzo della manodopera. Le squadre che mettevano in opera i cappotti esterni, che fino a qualche mese fa
chiedevano 15-20 euro al metro quadrato, ne stanno chiedendo 50-55. E così lievita anche il costo finale di una semplice abitazione, che aumenta del 20-25%. La conseguenza è che molti cantieri aperti sono costretti allo stop, altri proprio non partono. Noi quotidianamente diciamo di no a 6-7 cantieri ogni giorno per l'impossibilità di eseguirli. Se nei cantieri privati c'è la possibilità di trovare un accordo, ben diverso il discorso per le opere pubbliche. Abbiamo dei contratti già sottoscritti con delle opere già iniziate alle quali non ci possiamo sottrarre perché dovremmo sopportare delle forti penali. Sempre più spesso le imprese si vedono costrette a rinunciare agli appalti. Noi abbiamo già delle gare che sono andate deserte, soprattutto nel settore stradale dove l'incidenza del bitume, quindi degli asfalti, è enorme. Le aziende si trovano così di fronte ad una scelta difficile. Probabilmente è meglio pagare una penale per non portare a compimento il cantiere piuttosto che portarlo a compimento con delle passività insopportabili. Alex, abbiamo parlato fino adesso di tanti settori in crisi, tantissimi anche col nostro ospite, invece se c'è qualcuno che non conosce crisi è proprio l'asparago, vediamo. Sì. Signora, ha comprato anche gli asparagi? Gli asparagi veneti. Quanto li ha pagati al chilo? 9,80. Penso che pensi. Come li cucinerà? Lessati con le uova e le punte, qualche punta la uso per fare la pasta, le lasagne fatte in casa. Abbiamo comprati quel banco là in fondo. Noi siamo di Padova. E compra gli asparagi bassanesi? Sì. Sì. Quanto li ha pagati al chilo? 8,50. Non ho preso quelli grossi, una cosa media. E come li cucina, signora? Bolliti, cioè a vapore, non... E con le uova. Il risotto? No, risotto non mi viene mai bene. Cioè, non sa mai da asparago. Non so come fanno i ristoranti, Lei li ha già comprati? Ma non ancora. Aspetto ancora un pochino. Sono troppo cari ancora? Sì, brava, hai ragione, troppo cari per le mie tasche, con i tempi che ora. Sono buonissimi, soprattutto quelli di Bassano, però aspetto ancora un po'. Come li cucina lei? Lessati, o se no faccio risotto che è molto buono, con gli asparagi. Le due cose che mi ha insegnato mia mamma. Li prendo a San Zeno, dal produttore al consumatore. Le piacciono gli asparagi? Certo. Come li cucina? In tanti modi. Ma normalmente sul risotto, o anche la classica, la bassanese con le uova. Uova e asparagi, insomma. Sì, certo. Tradizionale? Tradizionale, certo. Per Pasqua preparerà gli asparagi? Può darsi, ecco, senz'altro. Come le piacciono gli asparagi? Beh, a me non tanto. E i figli? La gente compra asparagi? Sì, asparagi, sta comprando asparagi. Sentono la primavera. La qualità com'è? Buona, ottima. Quest'anno, a parte che non ce ne sono tanti, però la qualità è ottima. Alex, aprire la pagina degli attacchi informatici, che dici? Sì, perché vedo collegato il nostro ospite. Sì, siamo in compagnia del nostro ospite, Carlo Alberto Sartori, informatico. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Dunque, allora, parliamo un po' di attacchi informatici. Partirei da quelli sul cellulare. Riceviamo tante volte messaggi, ovviamente, poi ci spiegherà lei bene come, quando e perché, però messaggi ingannevoli, no? Di magari clicca truffe, su questo link, clicca qui, clicca lì. Fornisci la tua password. Sì, fuorvianti, insomma, assolutamente. messaggi fuorvianti. Da dove nascono intanto questi messaggi? Dunque, nascono intanto da soggetti che hanno bisogno di entrare nella nostra fiducia e darci, diciamo, in pasto qualcosa di accattivante o di confondente, in modo che noi caschiamo nella trappola e rispondiamo in qualche modo. Questo viene fatto in vari modi, con vari trucchi e su vari canali, cioè arrivano messaggi SMS, arrivano messaggi su WhatsApp, su Facebook, sui social, diciamo, e tutti questi canali hanno un unico denominatore comune, cioè il fatto che possono veicolare un messaggio di un soggetto
che non sempre si presenta per quello che è, e il messaggio cerca di attirare la nostra attenzione e di costringerci a fare qualcosa, che è quello che vuole il soggetto, che diciamo chiamiamolo hacker per dire una parola grossa, perché spesso è semplicemente un delinquente che cerca di entrare nelle nostre confidenze. Ok, caro Roberto, noi riceviamo tantissime chiamate da parte dai nostri telespettatori, anziani e non, che ricevono questi messaggi ingannevoli. Che cosa devono fare, quindi? E come si riconoscono anche? Cioè, come si riconosce un messaggio ingannevole da uno invece, insomma, originale o affidabile? Andiamo nel pratico. Andiamo nel pratico. Diciamo che intanto ci sono furbi di vario livello e quindi non sempre è così semplice riconoscere le cose. Però facciamo un po' diamo un esempio tipico. Allora, è un periodo, questo della pandemia, che ci ha portato molto agli acquisti online. Quindi una delle modalità spesso adottate è quella di inviare un messaggio spacciandosi per un trasportatore che ci sta consegnando un pacco e che c'è qualche problema con questo pacco e bisogna cliccare da qualche parte magari per prenotare l'orario di consegna e cose del genere. È chiaro, la prima regola è: o sono in attesa di un pacco, perché se non sono in attesa di un pacco, questo messaggio è per forza di cose una truffa. Quindi tutti i messaggi devono fare riferimento, per essere anche solo presi in considerazione, a qualcosa di reale che realmente ci appartiene, e quindi dobbiamo anche fare ricorso a un po' di memoria, cioè essere certi di avere o non avere richiesto un pacco, una consegna e cose del genere. La stessa cosa accade, non so, con i conti correnti delle banche, quindi un messaggio della banca che ci dice per un qualche motivo di sicurezza devi aggiornare i credenziali, clicca qui. Allora, prima di tutto controllate la banca, se non è la vostra ovviamente è una truffa che viene inviata approfittando dei nomi più conosciuti di banche, o nel caso precedente di trasportatori, vengono usati dei nomi abbastanza comuni, per cui è molto facile che le persone contattate, anche a casaccio, possano ricadere tra quelli che hanno un conto in quella banca o attendono un pacco da un certo trasportatore. Quindi la prima cosa è cercare di far mente locale se il messaggio effettivamente riguarda qualcosa che ci appartiene. Certo, e poi fare una chiamata in più, quindi fondamentale, fare una chiamata in più per accertarsi, corretto? Esatto, chiamare la banca, quindi ignorare il messaggio e chiamare direttamente a un altro canale. Ovviamente il canale con cui contatteremo il soggetto non deve essere quello indicato nel messaggio, perché se nel messaggio io metto il mio numero di telefono e dico chiama la banca e tu chiami il mio numero di telefono, ovviamente ti dico sì, sono la banca, effettivamente così. Certo. Quindi le coordinate con cui contattare la fonte apparente di questo messaggio la modalità va presa da un'altra parte, si prende un elenco, si va su internet e si va a una ricerca che non sia fatta con coordinate che ci vengono suggerite dal messaggio stesso. Poi fondamentale in questi casi è denunciare, siamo d'accordo? Anche quella della denuncia è una cosa importante, la segnalazione a dire la verità si può fare online e converrebbe farlo online, perché questo evita di ingorgare gli uffici in cui si va a fare denuncia. Quindi con una denuncia online si risparmia molto tempo, si fornisce immediatamente le informazioni, si lascia una traccia immediata del fatto e poi si può perfezionare la denuncia in tempi successivi con i tempi che eventualmente l'ufficio dove si va a fare denuncia dà disponibili, insomma. Però la denuncia online è molto importante perché mette immediatamente una registrazione del fatto. Signor Sartor, un'ultima domanda, questa è anche questa di strettissima attualità, perché insomma abbiamo letto un po' dappertutto degli attacchi hacker a Trenitalia, in precedenza c'era stato un attacco all'ULSS, insomma, quindi questi pirati informatici che vanno a appropriarsi di dati sensibili, di dati personali. Come ci si difende noi
persone comuni, quindi che non abbiamo chiaramente i database delle amministrazioni pubbliche o comunque di grandi aziende, ma noi come possiamo stare cittadini tranquilli? Comuni come possiamo stare tranquilli? Esatto. Dunque, stare tranquilli, è una bella domanda, non è semplice, però intanto questi attacchi sono in quantità sterminate e questa frequenza di attacchi è ulteriormente peggiorata dalla condizione attuale di guerra. Una recrudescenza è stata causata dalla pandemia perché molti sistemi sono stati usati da casa, quindi magari da computer con il software non a posto, senza antivirus, quindi c'è stata una recrudescenza enorme con la pandemia e con lo smart working, e adesso con le questioni di guerra tra Ucraina e Russia c'è stato un ulteriore passo, perché queste due nazioni sono state oggetto di attacchi informatici massivi da parte degli hacker, e questi attacchi avvengono non dai computer degli hacker ma dai nostri computer, cioè gli hacker infettano massivamente i nostri computer per poi fargli fare delle azioni di un qualche tipo contro questo quel soggetto. Ovviamente quando un soggetto, cioè in una situazione di guerra, una nazione in guerra viene attaccata da vari computer in giro per il mondo, tenterà anche di reagire cercando di abbattere le fonti di questo attacco. Quindi i nostri computer spesso vengono messi fuori uso perché vengono attaccati da persone che a loro volta sono state attaccate dal nostro computer a nostra insaputa. Quindi questo problema è un problema molto pesante, cioè i nostri computer devono essere il più possibile usati in modo sicuro, mantenuti in modo sicuro e tenuti nella massima sicurezza, perché essendo poi tramite di attacchi rischiano poi delle conseguenze. Certo. Manutenzione, quindi manutenzione e attenzione. Manutenzione e attenzione. E soprattutto lo scarico di software, le connessioni a siti strani, cioè tutto ciò che non è assolutamente certo come fonte e necessario come utilizzo va assolutamente preso con molta attenzione. Grazie mille Carloberto Sartori, informatico, venga a trovarci presto di nuovo, grazie mille di essere stato qui con noi. Grazie a voi, signor Sartor per essere stato appunto in nostra compagnia e averci dato delle informazioni e anche delle dritte, sì, dei consigli utili. Noi adesso chiudiamo però questa parte finale del nostro Focus TG con la cultura, con il turismo, con gli eventi. Il 25 marzo è stato l'anniversario per quello che riguarda la consacrazione della Cappella degli Scrovegni a Padova. Ebbene, da quel giorno, in occasione proprio di questo anniversario, il Comune di Padova ha riattivato le aperture serali. Vediamo. Il 25 marzo del 1305 veniva consacrata la Cappella degli Scrovegni. Presente Enrico Scrovegni, il committente che in questo gioiello dell'arte trecentesca vi è sepolto, e Giotto che con maestria aveva realizzato gli affreschi che oggi sono patrimonio dell'umanità. In occasione dell'anniversario dell'inaugurazione della cappella, il Comune di Padova ha deciso di far ripartire per i visitatori le aperture serali che erano state sospese a causa del Covid. C'è un'antica tradizione, il 25 marzo la cappella torna ai padovani, quindi ci saranno dei momenti liturgici importanti, ma quello che è importantissimo per tutta la comunità e i turisti, verrà finalmente riaperta di sera la cappella. Per l'intera giornata del 25 marzo inoltre si potrà visitare la cappella al prezzo simbolico di €1. Per quanto riguarda le aperture serali si potrà entrare dalle 19, ultimo turno alle 21:20, e si potrà sostare anche 40 minuti. A gestire il servizio notturno la cooperativa sociale Giotto. Noi siamo orgogliosi, ci chiamiamo Giotto proprio in onore del pittore e di questa opera che ha lasciato a Padova, quindi non ci può che far contenti come cooperativa, ma soprattutto tutte le persone normodotati e svantaggiati che in qualche modo parteciperanno all'apertura serale, alla fruizione di questo bene. Il 25 marzo inoltre la ricorrenza dell'Annunciazione, la cappella diventa anche luogo religioso. Il 25 marzo è la festività dell'Annunciazione, quindi
Per questa occasione la cappella diventa un luogo sacro, quale è sempre stato, e verranno celebrate 2 messe in 2 orari diversi la mattina, proprio per sottolineare anche il valore religioso di questo luogo. E andiamo a Venezia, perché gli Hotel 5 Stelle Lusso del centro ingaggiano un falconiere per prevenire l'attacco di piccioni e gabbiani ai turisti. L'Associazione Veneziana Albergatori ha promosso un corso sul tema. Vediamo. 2 anni di pandemia avevano molto diradato la presenza dei turisti in Piazza San Marco e nei luoghi simbolo della città, e di conseguenza anche gli attacchi di piccioni e gabbiani alle persone per andare a caccia di cibo. Ora che la situazione si avvia progressivamente alla normalità, la questione è tornata al centro dell'attenzione a Venezia. Gli albergatori hanno promosso un corso e ora ingaggiano un falconiere. E poi il miglioramento da parte del Comune di Venezia nell'asporto dei rifiuti, tanto auspicato da tutti noi, ha fatto sì anche che non si lasciano più sacchetti da spazzatura per le strade, e quindi anche qui cibo che non è più a disposizione di questi animali. E allora cosa fanno? Si avventano negli alberghi a 5 stelle lusso sul Canal Grande, nei ristoranti, nelle terrazze, ma anche nei plateatici dei ristoranti veneziani, si avventano e cercano cibo. Obiettivo la prevenzione. La sola presenza di un falcone allontana piccioni e gabbiani, e ogni tanto qualche svolazzo da parte del falcone è folcloristico per i turisti che lo vedono, ma è anche utile. Gli Hotel 5 Stelle Lusso sul Canal Grande pronti a ingaggiare un falconiere. Si attende però il parere del Comune, cui a breve verrà presentato il progetto per avere tutte le autorizzazioni. Per quanto riguarda i falconi, stiamo già predisponendo una convenzione con società specializzata in tale materia, e proprio per consentire anche degli accordi di gruppo, nel senso che, essendo un metodo molto costoso, se si riesce a contenere i costi, magari prendendo un falcone per 4 o 5 ristoranti, ovviamente si fa una cosa assolutamente positiva. E a Cittadella c'è tempo fino al 3 di aprile, cara Sharon, per iscriversi alla 18ª giornata ecologica, in programma domenica 10 aprile. Vediamo tutto. 18ª giornata ecologica a Cittadella, un modo per coinvolgere e sensibilizzare i residenti nella tutela e cura dell'ambiente. L'appuntamento è per domenica 10 aprile. È una giornata importante dedicata appunto all'ambiente e alla raccolta dei rifiuti. Iscrizioni da fare entro il 3 aprile. Utilizzando il sito del Comune di Cittadella o le nostre pagine social. Gli iscritti dovranno recarsi entro il 7 aprile alla sede della Protezione Civile di Via del Telarolo per ritirare il materiale. C'è di più, perché dal 5 al 10 aprile in centro ENAIP, sempre a Cittadella, verranno effettuate l'analisi gratuita del gas di scarico e la verifica generale dei veicoli. E ieri, Alex, se non lo sai, uno dei tesori artistici e architettonici della città di Treviso ha aperto le sue porte in occasione della giornata di FAI. Per noi carabinieri è un piacere poter condividere questo bene prezioso di cui siamo custodi con i nostri cittadini e con quanti vorranno visitare il palazzo. Sede dell'Arma dei Carabinieri da 60 anni, ha aperto le sue porte al grande pubblico Palazzo Zuccareda, e lo ha fatto in occasione dei 30 anni delle giornate FAI di primavera. Costruito su 4 piani nella seconda metà del XVI secolo, sta vivendo una seconda giovinezza. In autunno sono stati conclusi i primi interventi di restauro del palazzo, che hanno visto una riqualificazione della facciata che dà su via Cornarotta, e con il recupero di elementi decorativi importanti. Ma questo è il primo intervento, perché questa primavera, all'inizio dell'estate, interverremo anche nella facciata interna. Il palazzo è uno dei testimoni più preziosi della Serenissima, con una sua precisa identità architettonica. Per me la peculiarità principale è proprio l'assetto tipologico, la tipologia che è quella della casa da stazio veneziana riproposta in terraferma, ed è proprio un'invenzione tipologica straordinaria, perché è un palazzo che ha una grande profondità e attraverso il portico passante si riesce a illuminare e areare tutti i locali interni. Un pezzo di Treviso quindi che torna alla città. L'indomani appunto dell'apertura anche dell'inaugurazione del Museo Bailo, cioè sono tanti tasselli che vanno al loro posto, e direi che è un momento straordinario in una compagine così difficile come
come quella attuale. A illustrare le opere alcuni studenti di Leonardo da Vinci e Duca degli Abruzzi, giovani ciceroni per un giorno, ma tra loro c'è chi pensa a un futuro da guida turistica. È un lavoro che permette di mettere in campo numerose competenze, ad esempio permette di sviluppare la propria capacità di comunicare con gli altri, di relazionarsi col pubblico e comunque permette anche di apprendere nozioni nuove. Un modo anche per avvicinare le nuove generazioni ai tesori spesso nascosti di Treviso. Credo che siano spesso poco considerati questi beni della nostra città che vanno comunque valorizzati, quindi sì, è importante avvicinare questi due mondi. E in chiusura un importante progetto per combattere la violenza sulle donne, è un progetto a cui ha aderito il Comune di Vicenza. Vediamo. Violenza contro le donne. Per combatterla servono risorse e creatività. Gli strumenti possono essere diversi, per esempio, cosa hanno a che fare l'uncinetto, quadrati di lana da 50 cm per 50 e Piazza dei Signori? Beh, sono gli ingredienti del progetto Viva Vittoria, a cui aderisce il Comune di Vicenza. Viva Vittoria è un'opera relazionale condivisa che prende vita grazie al coinvolgimento di migliaia di persone per dire tutti insieme no alla violenza sulle donne. Le donne che si rivolgono allo sportello del centro antiviolenza sono circa 200 all'anno e fra l'altro adesso sono anche in crescita. La violenza contro le donne in provincia di Vicenza è un fenomeno in crescita, lo dicono i numeri dello sportello Donna chiama donna. Per questo oggi parte il progetto Viva Vittoria. Ecco come funziona. Chiunque voglia partecipare prende gli uncinetti e realizzi un quadrato di lana da 50 cm per 50. Una volta realizzato il quadrato va donato ai volontari del progetto che inizieranno a cucire 4 quadrati per volta, formando coperte da 1 metro quadrato. E le coperte, messe insieme, avvolgeranno Piazza dei Signori sabato 19 e domenica 20 novembre. Insomma, c'è tempo, ma ne servirà anche molto, sì, perché Piazza dei Signori misura circa 3.500 metri quadrati, quindi serviranno 3.500 coperte, vale a dire 14.000 quadrati di lana fatti all'uncinetto. Tutta la cittadinanza può dire no alla violenza donando un quadrato, donando tempo, donando un momento per la cucitura. Quando avremo costruito le migliaia di coperte per coprire la vostra piazza, bellissima Piazza dei Signori, ci sarà il giorno dell'installazione, quindi la mattina presto ci saranno tutte le persone che danno una mano a coprire il selciato e partirà la raccolta fondi, cioè la vendita, diciamo, e l'intero ricavato dalla vendita di questi manufatti, di queste coperte, sarà interamente devoluto al centro antiviolenza della città di Vicenza. Alex, direi che per oggi è tutto. È davvero tutto per oggi, appuntamento a domani.